con Don Cesare Contarini, preside dell'Istituto Scolastico Barbarigo di Padova. Professor Contarini, qual è il rapporto tra innovazione tecnologica e democrazia? Quindi si sta parlando di e-democracy, questo è il tema di cui ci occupiamo in questi giorni all'Expo Scuola. Qual è la sua opinione in proposito e soprattutto, dato che si parla di ambito educativo, di formazione, come l'innovazione tecnologica può muovere i suoi primi passi nella scuola ed aiutare ad una partecipazione attiva, ad una democrazia, ad un'educazione civica? Io sono convinto che la democrazia è così importante che tutti i mezzi che servono per farla conoscere e farla crescere debbano essere sfruttati, e quindi se la scuola ha tante potenzialità intrinseche, con lo studio, la lettura, l'approfondimento, i dibattiti, ora ecco, sfruttare anche tutto quello che viene portato con i nuovi media, con la tecnologia, sia davvero obbligatorio. Certo, obbligatorio non significa facile, non significa scontato. C'è bisogno di progetti coraggiosi, c'è bisogno di tempi distesi anche e di formazione delle persone perché siano in grado di sfruttare queste opportunità. Professor Contarini, sappiamo che lei è stato direttore della Difesa del Popolo. Da giornalista, quindi, la sua opinione sull'informatizzazione digitale e sull'accessibilità delle notizie, delle informazioni su questo nuovo potentissimo mezzo che è Internet, può in qualche modo danneggiare, oltre che rappresentare una forma e un mezzo di libertà e di raggiungimento della democrazia? Può essere anche uno svantaggio, secondo lei? Io credo che come tutti i mezzi e come soprattutto i mezzi potenti, Internet abbia bisogno di grande informazione, formazione e informazione. Spiegare ai ragazzi le potenzialità, non lasciarli in balia dei gusti, del tempo perso, eccetera, ma cogliere anche queste opportunità per farli crescere. Il nostro collegio, il nostro istituto, già lo scorso anno ha partecipato a iniziative per conoscere meglio l'Europa, il Consiglio europeo, il Parlamento, la Commissione, eccetera. È tutto fatto attraverso Internet e i ragazzi sono stati molto contenti e hanno vinto anche un premio. Grazie, professor Contarini, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro.